Di paesaggio dipinto si è parlato a Villa Emo a Fanzolo di Vedelago, in provincia di Treviso, nell'incontro pubblico che ha visto il vicepresidente della Regione Veneto Marino Zorzato ospitare il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Si è trattato dell'ultimo del ciclo di incontri dedicati al paesaggio all'insegna dello slogan Nuove energie per il territorio, promossi dalla Regione in collaborazione con Veneto Innovazione. L'illustre ospite non si è risparmiato nelle considerazioni storico-artistiche, ricordando la bellezza e la valenza di un territorio che ha dato i natali a Giorgione e che conserva la meravigliosa testimonianza di ville proprio come quella in cui si è tenuto l'appuntamento, a firma dell'archistar ante litteram per eccellenza, il padovano Andrea Palladio. L'edificio è tra i pochi concepiti da Palladio che sono stati costruiti così come lui li aveva disegnati e progettati, e nei 4 libri lui indica generalmente disegni nei quali va più in là rispetto all'eseguito. Invece la villa di Fanzolo è più o meno corrispondente a quello che era stato il progetto anche nella trascrizione del 1570 dei 4 libri. Tutto quello che è stato costruito in Italia dagli anni 60 del XX secolo ad oggi risulta deplorevole, ha rimarcato Sgarbi, salvando soltanto le opere del veneziano Scarpa. La bellezza della campagna veneta è la bellezza di ciò che sopravvive e di molti edifici costruiti, fortunatamente storici, cioè le ville, che hanno difeso se stesse. Il resto sono capannoni inverecondi da cui occorre difendersi, e quindi è evidente che occorre una strategia, per cui c'è da augurarsi, adesso ne parleremo insieme, che quello che esiste venga per intanto conservato e non sia fatto nulla per distruggere e il paesaggio e le architetture storiche in nome di una falsa architettura moderna che ha distrutto molti paesi e molte città, compresi gli interventi fatti al tempo di De Poli a Treviso, che sono una serie di architetture criminali che erano state affidate a grandi architetti. Il paesaggio, è stato rilevato, costituisce uno dei motori principali del turismo e delle attività connesse con il godimento della natura e dei luoghi, che hanno raggiunto un'importanza economica crescente nelle società attuali. Il riconoscimento del valore del paesaggio, ha osservato il vicegovernatore veneto Marino Zorzato, deve tradursi in attività sostenibili fondate sull'uso consapevole del territorio e nella creazione di contesti che consentano una migliore qualità di vita.